Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Andremo tra poco in diretta a Caldogno, dove una trentenne, questo è il titolo del giornale di Vicenza, è stata ferita questa notte con una coltellata da uno sconosciuto. L'aggressore è fuggito, la donna per fortuna non è grave, è accaduto lungo via Linate verso le 23:30. Sentiremo tutti i particolari da Daniele Garbin. Intanto vediamo un'altra storia davvero raccapricciante, cioè quella di una donna di origine brasiliana sospettata del presunto tentativo di rapimento di una bimba di 2 anni a Roiano. Qui siamo in Friuli Venezia Giulia. Ha parlato con la nostra emittente e ha detto di non centrarci nulla. Vediamo. Tremata perché una persona che non fa niente si trova in questa roba. Io crederò, questo la può dire, io crederò che ho avuto un blackout solo se vedo delle telecamere. Livia Alves Rosendo non ci sta. La 42enne di origine brasiliana, denunciata per tentato sequestro di persona, vuole vedere le prove del caso del presunto tentativo di rapimento della bimba di 2 anni che sarebbe avvenuto giovedì sera vicino alla scuola Brunner a Roiano. La donna, contattata dalla nostra emittente, si è dichiarata stremata dalla situazione che sta vivendo, è convinta di non avere alcuna responsabilità per quei fatti di cui è sospettata e continua a ripetere: se ho avuto un improvviso vuoto di memoria, voglio vedere il video che proverebbe il tentato rapimento. Perché in vita mia io non ho mai avuto un blackout. Io crederò a un blackout solo se vedo un video, perché se non c'è un video non può succedere un blackout, dopo 5 secondi mi passa il blackout e continuo la vita come se niente fosse, perché l'unica cosa che può avere successo è un blackout, ma io devo vedere un video, perché se non c'è un video io voglio la verità deve emergere, Secondo la ricostruzione dei fatti, anche grazie alle testimonianze dei presenti, quel giovedì sera la 42enne avrebbe avvicinato la mamma con la bambina fuori dalla scuola di Via delle Ginestre. Solo la reazione della madre, che teneva con forza la figlia, avrebbe evitato il rapimento. La donna, una volta rincasata con la bimba, aveva raccontato l'episodio al marito. Questi si era messo sulle tracce della brasiliana. Trovata in un bar di piazza Tra i Rivi, l'uomo aveva aggredito la 42enne. Nel video i momenti di disordine fuori dal bar. Livia Alves Rosendo era stata infine rintracciata dalla polizia, caricata sulla volante e interrogata in questura. A carico della donna non erano scattati né il fermo né l'arresto, sia per le sue condizioni di salute, poiché presa a pugni dal padre della bimba, sia perché la 42enne non era scappata dalla zona teatro del presunto tentativo di rapimento. La situazione dunque pare controversa. Anche per questo la sospettata, subito dopo aver parlato con gli investigatori, era stata rilasciata. Livia Alves Rosendo è assistita dall'avvocato Lara Lakic. Andiamo adesso allora a Caldogno da Daniele Garbin e da Andrea Benetti per la parte tecnica, per il gravissimo episodio di questa notte, una donna accoltellata da uno sconosciuto. A te Daniele. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo a Caldogno, in via Linate, il luogo dove questa notte, come anticipato, poco prima di mezzanotte, c'è stata questa incredibile e terribile aggressione di questa signora in circa trentenne, dalle indiscrezioni. Dovrebbe essere di origine marocchina, se è indicato, ma al momento non si hanno informazioni, che ha subito questa aggressione pericolosissima, un uomo che sembra l'avesse attesa proprio mentre attendeva di entrare in casa, nell'appartamento, in compagnia di 2 figli, 2 piccoli bambini. È stata aggredita da questo uomo misterioso, incappucciato, che l'ha accoltellata, insomma, al volto e alla testa e poi, insomma, è fuggito immediatamente. La donna semplicemente, per fortuna, non è stata colpita in modo grave, in pericolo di vita, è comunque attualmente in ospedale al San Borto di Vicenza sotto osservazione, e sul caso ovviamente indagano i carabinieri. In questo momento la vettura si trova qui e i militari stanno raccogliendo le testimonianze, come abbiamo cercato di fare anche noi in zona, per capire anche meglio sull'identità di questa donna, che al momento non è ufficiale. Sembra che questa signora, se la persona che pare, fosse già stata in qualche modo interessata ai servizi sociali del comune proprio per una segnalazione di un rapporto difficile con l'ex compagno. Quindi
Il sindaco che abbiamo sentito, Nicola Ferronato, ci ha paventato questa possibilità. Se fosse questa esattamente persona, si tratterebbe di un gravissimo reato da codice rosso. Diciamo subito che la signora non è in pericolo di vita, lo ribadiamo proprio perché è una situazione molto grave. Al momento non ci sono informazioni, se ci saranno aggiornamenti chiederò la linea. Lascerei l'intervista al sindaco e faccia il punto della situazione in questo momento. Siamo preoccupati, molto preoccupati, mi sono già confrontato con i miei servizi sociali e in quella zona purtroppo ipotizziamo, perché ci sia la possibilità che tutto quello che è successo possa configurarsi un codice rosso, quindi un'aggressione da parte di un familiare nei confronti di questa donna. Avevamo avuto delle segnalazioni e i nostri servizi sociali stavano monitorando la situazione e se si dovesse confermare, perché ribadisco il concetto, noi non abbiamo notizie ufficiali, quindi ipotizziamo, perché poi l'indirizzo, no, dell'avvenimento corrisponde purtroppo, dico purtroppo, lo sottolineo, a un caso che potrebbe configurarsi, come appunto vi dicevo poc'anzi, a un codice rosso. Grazie a Daniele Garbin e Andrea Benetti per il collegamento. Vediamo adesso la terribile vicenda della trevigiana arrestata con il compagno dai Carabinieri di Roma per essersi scambiati via chat video e foto pedopornografiche con protagonisti, tra gli altri la figlia sedicenne della donna e anche suoi nipotini. Lei insegna in un liceo della Marca, lui è un giornalista, ex vice direttore di un telegiornale nazionale. Stiamo Nicola Zanetti. Hai visto come gli piaceva? Scriveva la donna all'uomo mostrando i video dei nipotini di 5 e 8 anni costretti a toccarsi o a farsi toccare sotto la doccia. E lui rispondeva compiaciuto, suggerendo nuove pose o nuovi giochi. Lei filmava, lui commentava e la spingeva sempre più oltre. Un rapporto perverso e terribile emerge dalle indagini dei Carabinieri di Roma che hanno arrestato la 52enne trevigiana e il compagno 48enne romano. Un quadro che diventa ancora più inquietante se si pensa all'aura di rispettabilità attorno alla diabolica coppia. Lei insegnante di liceo, lui giornalista, ex vice direttore di un TG nazionale, poi passato alla guida della comunicazione di una società privata. È l'inchiesta shock nata dal racconto terribile della figlia sedicenne dell'insegnante che per caso in un breve soggiorno a Treviso dalla mamma ha visto nel PC della donna le chat con il nuovo compagno corredate da foto e video da brividi. E una volta tornata a Roma ha raccontato tutto al papà, ex marito della docente, che ha sporto denuncia ai carabinieri facendo scattare le indagini. La stessa ragazzina era vittima del perverso scambio. La madre la fotografava di nascosto quando la ragazzina si lavava o era nuda, oppure la toccava o la spogliava di notte mentre dormiva, sempre per realizzare foto e video a beneficio del gioco erotico con il compagno. Una relazione nella quale il giornalista avrebbe manifestato da subito le sue pulsioni all'insegnante, che lo ha assecondato lasciandosi andare in un gioco sempre più morboso, durato 1 anno e mezzo. Nei PC e nei telefonini di entrambi non solo la figlia e i nipotini della donna, ma anche centinaia di foto e video di altri minorenni reperiti in rete. Una elevatissima mole di dati, foto e video dal contenuto sessualmente esplicito, spiegano i Carabinieri di Roma. Nelle prossime ore gli interrogatori di garanzia per i due, ai quali si contestano i reati di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. Un doppio arresto che ha lasciato tutti allibiti e profonde ferite nelle vittime, chiamate a un difficile percorso di recupero psicologico. Servizio di Nicola Zanetti, oggi in regia ci sono Italo Morao e Marco Mattiuzzo. Andiamo adesso in diretta da Federico Fusetti e da Tommaso Migot per la parte tecnica Revine Lago, perché c'è uno sconosciuto, un molestatore che è stato segnalato ai carabinieri, importunerebbe lungo le rive del lago donne di tutte le età. Federico. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. È proprio così, siamo venuti a Revine Lago, io e Tommaso Migot, per cercare di capire un po' meglio quello che è accaduto, che sta accadendo, che potrebbe ancora accadere. Partiamo da questa segnalazione che è certa perché è stata fatta anche ai carabinieri, quindi c'è una denuncia che racconta di un uomo di circa 25-30 anni che, vestito completamente di nero, che sarebbe spuntato all'improvviso lungo
lungo questa pista ciclopedonale che ora Tommaso vi mostra, siamo lungo il lago di Revine, quindi una zona sicuramente molto frequentata sia dai residenti ma anche dai turisti, e che infatti siamo qui da qualche minuto, insomma abbiamo visto parecchie persone che si fermano qui o che passeggiano, che percorrono questa pista con la bicicletta, e appunto questo sconosciuto sarebbe apparso all'improvviso, lui pure in bicicletta, molestando una donna di 66 anni e poi fuggendo avrebbe mostrato le sue parti intime e poi se ne sarebbe andato. Però in rete poi circolano anche notizie di altri episodi del genere, da verificare ovviamente questi, poi si sa com'è la rete che amplifica molto tutto quello che accade. Il sindaco ci tiene a precisare che comunque insomma sono in corso indagini, la questione non è sottovalutata, anche se appunto di un episodio al momento si tratta, è fuori regione il sindaco, quindi non può essere presente con noi in questa diretta, ma ci ha tenuto insomma a precisare che lui c'è, cioè nel senso che di questa vicenda si sta occupando, e naturalmente insomma è importantissimo l'intervento delle forze dell'ordine anche per cercare di tranquillizzare le tante persone che frequentano questa zona. Cercheremo di capirne di più direttore, poi vi aggiorneremo, direi che da Revine Lago io e Tommaso Migotto vi possiamo restituire la linea. Grazie molte, grazie Federico Fusetti. Avevamo aperto con l'aggressione di una donna nella notte a Caldogno, che ricorda un'aggressione che ricorda molto quella di Chioggia. Ricorderete una turista tedesca che era stata accoltellata da uno sconosciuto che poi è stato individuato, un altro, ci sono questi squilibrati in circolazione, e poi ci sono i Maranza, e squadre anti-Maranza sono state organizzate in occasione della sagra paesana di Casale sul Sile. Potenziati controlli in orario serale, non solo di sabato ma anche la domenica, per evitare, come accaduto in passato, spiacevoli episodi. Sentiamo anche la sindaca di Casale nel servizio di Francesca Bozza. C'è un po' questo vizietto di darsi appuntamento alle sagre tra i ragazzini, non per le cose diciamo tranquille. I messaggi che viaggiano sui social, un appuntamento per ritrovarsi e creare scompiglio. Spesso i luoghi designati a questo, dei cosiddetti Maranza, sono le feste paesane, e allora le amministrazioni comunali corrono ai ripari organizzando squadre antibulli. Succede a Casale sul Sile in occasione della sagra dell'8ª di Pasqua dall'11 al 19 aprile. Essendo una delle prime sagre che vengono fatte in provincia di Treviso, noi abbiamo questo servizio insomma, di organizzazione con i carabinieri e polizia locale, a volte anche dei volontari quando vediamo situazioni di particolare criticità, quindi potenziamo proprio per garantire l'ordine pubblico e la possibilità di tutte le famiglie di godersi la sagra in tranquillità. La decisione è quella di potenziare durante la settimana di sagre i controlli in orario serale della polizia locale. Agenti dunque impegnati dalle 19 alle 22:30 non solo al sabato come già previsto, ma anche nelle 2 domeniche interessate dalla manifestazione. Anche la domenica sarà presente, che di solito invece non è presente, sarà presente per tutte e due le 2 domeniche della sagra. 2 anni fa proprio, durante la sagra paesana, un ragazzino estirpò le piante dalle fioriere poste davanti al municipio lanciandole contro la sede comunale. Il giovane venne denunciato, denuncia poi ritirata dalla sindaca quando il responsabile diede la sua disponibilità a prendere parte ai gruppi di giovani impegnati durante l'estate in lavori per la comunità. E allora il messaggio della prima cittadina è ben chiaro. Chi vuole venire qua per godersi la sagra, bene, chi vuole venire qui per dar fastidio, meglio che non venga. E le risse al centro studi di Bassano del Grappa, in attesa dell'incontro in municipio di martedì prossimo, parla il presidente nazionale del coordinamento docenti dei diritti umani con sede a Lucca, quindi l'incontro ci sarà domani. Io credo che quanto sta accadendo a Bassano del Grappa debba essere osservato con grande attenzione. Le aggressioni e le risse scoppiate al centro studi di Bassano finiscono sotto la lente del coordinamento nazionale dei docenti della disciplina diritti umani con sede a Lucca, con il presidente, il professor Romano Pesavento, che esprime vicinanza alla comunità scolastica, ma invita soprattutto all'ascolto, partendo anche dalle dichiarazioni fatte al nostro microfono dagli stessi studenti. Chi avesse eventuali problemi non riuscisse a parlarne con i professori, con i genitori, chiamare le forze dell'ordine, noi siamo i primi, cioè vi rappresentiamo, siamo presenti e vogliamo essere presenti, quindi ritengo che
noi studenti possiamo farsi forza, dobbiamo farsi forza, perché se non sono gli adulti, chi se non i nostri coetanei? Le loro parole dimostrano maturità e senso civico. Non sono limitati a denunciare un problema, ma hanno chiesto alla comunità di lavorare insieme per affrontarlo. Quando i giovani dicono che tra i coetanei è possibile capirsi e aiutarsi nei momenti difficili, stanno indicando una direzione molto chiara. I giovani non devono essere considerati soltanto destinatari di regole e interventi disciplinari, ma possono diventare protagonisti attivi della prevenzione dei conflitti. Intanto martedì prossimo dirigenti scolastici, genitori, amministrazione comunale e forze dell'ordine si troveranno in municipio, come già detto nei nostri TG, per cercare una strategia comune per affrontare la questione. Di una cosa è certo il professor Pesavento. La sicurezza non nasce soltanto dal controllo, nasce soprattutto dalla capacità di ascoltare i giovani e di accompagnarli nella crescita con responsabilità, visione educativa e senso civico. Vediamo gli incidenti stradali che non mancano mai purtroppo. È uscito di strada con l'auto e è volato contro il muro di un'abitazione, una tragedia sfiorata ieri mattina a Cortina. Ci è voluta l'autogru dei Vigili del Fuoco di Cortina per issare la vettura finita capovolta contro il muro perimetrale della casa. Un salto di 4 metri dalla carreggiata, la recinzione sfondata e il mezzo rovesciato. Solo un miracolo ha evitato che in via Pralongo si consumasse una doppia tragedia, perché il conducente, un 52enne originario di Sassari, pur incastrato nell'abitacolo, ha subito fortunatamente ferite non gravi e soprattutto nessuno si trovava in quella zona esterna dell'abitazione nel momento in cui la vettura ci è piombata sopra. Lo schianto alle 7 per causa in fase di accertamento da parte dei carabinieri, forse il manto stradale carico di neve o una distrazione. Sta di fatto che l'automobilista ha perso il controllo ed è volato sulla casa. L'impatto ha causato l'abbattimento della recinzione esterna, ma senza provocare danni strutturali all'edificio. Dopo aver consegnato il ferito alle cure del SUEM, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e il veicolo incidentato, verificando l'assenza di perdite di liquidi o altri rischi, prima che l'autogru issasse l'auto, recuperandola e rimuovendola dalla zona dello schianto. Servizio di Nicola Zanetti, vediamo un altro incidente stradale dall'Arena di Verona, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo, positivo all'alcol test, ferito il passeggero. Nella tarda serata di domenica invece un 18enne in sella alla sua moto è uscito di strada in via Mefistofole. La guerra che ha delle ricadute pesantissime ovviamente sui prezzi del carburante e anche sulle bollette. Sentiamo da Padova Francesco Rattai in diretta. A te Francesco. Siamo con Luca Montagnin, che è presidente di CNA Artigiani di Padova e Rovigo, perché la sua associazione ha fatto uno studio per quanto riguarda i rincari in tema di energia, benzina e gas per le piccole e medie imprese. Si parla anche di rincari fino al 70% nel secondo trimestre di quest'anno, rincari che andranno a colpire anche gli utenti finali. È così, Montagnin? Sì, buongiorno. Purtroppo quello che ha detto lei è la verità. L'analisi nostra, lo studio nostro rivela che ci sono degli aumenti anche partendo subito dal costo dell'energia, un 60% in più rispetto a quello che si pagava prima. Il costo del gas andiamo a 143 euro a megawattora rispetto a altri competitor come Francia, Germania e Spagna che pagano dai 60 ai 43 euro a megawattora. Questo crea problemi per la competitività e per la concorrenza delle nostre aziende che esportano magari anche in questi paesi. Sicuramente non è solo questo, perché attorno a questi aumenti gravitano anche un'altra serie di aumenti, per cui rame un 20% in più circa, ferro, alluminio, e questo crea veramente dei grossi problemi a tutto il nostro comparto casa, al nostro comparto di metalmeccanica, della nostra attività artigianale, che anche nel quotidiano si lavora. Facciamo un esempio: se le farine oggi da parte dell'agricoltura è ancora al momento ferma, però per realizzare la panificazione e tutto quello che può derivare da questa realtà qui, c'è l'aumento dell'energia, del costo, per cui quello andrà a incidere anche su quelle partite in maniera pesante. Siamo veramente preoccupati, siamo veramente in difficoltà con le nostre aziende.
Noi come CNA lo stiamo già sottolineando ancora da quando Trump ha messo i dazi, che questi dazi avrebbero creato dei problemi alle aziende. Le guerre sicuramente non aiutano, stavamo esportando verso i mercati in Russia, abbiamo cambiato direzione, abbiamo cercato di esportare, trovare altri mercati tipo i mercati nel Medio Oriente, un'altra guerra che ci blocca anche l'esportazione del lavoro, veramente siamo in grossa difficoltà. Ecco, i rincari sono per le aziende, pensiamo, il mondo dell'artigianato è molto sfaccettato, si parte dai panettieri ma si arriva ai carrozzieri, si arriva agli idraulici, aziende molto varie di tutti i tipi. I rincari, aziende soprattutto energivore, rincari a causa di questa guerra che sembra anche non finire. Questo è anche un problema, non c'è una prospettiva a breve termine. No, purtroppo questa così poca sicurezza su quello che può essere l'andamento e la fine di questi terribili, dico io, guerre, perché ogni volta che c'è una guerra vuol dire che la politica e la diplomazia ha fallito. Non dovrebbero esserci guerre, ma ci dovrebbero essere persone in grado di portare con la diplomazia e la politica gli equilibri che servono al nostro paese e alle nazioni altre. Ecco, questo succede quando non c'è una coesione, come succede in Europa, tra le varie realtà, e ognuno poi pensa di fare a modo suo per il proprio interesse personale. Noi ci rimettiamo non solo come aziende, ci rimettiamo come famiglie, ci rimettiamo come proprio anche dal punto di vista del credito, perché la nostra realtà è piccola e ha bisogno di credito, di sostenibilità. Beh, qua si fa molto poco nei confronti delle nostre aziende, si lavora sempre a vista, nell'incertezza, e questo non aiuta nello sviluppo e nella crescita delle nostre aziende, nella crescita del nostro PIL. Grazie Francesco Rattai. Vediamo una app che riguarda la benzina ed è stata creata da chi monitora i prezzi ora per ora e che dice che con la guerra gli utenti dell'app sono aumentati di 10 volte. Si chiama Stefano Bittante, ha fondato Prezzi Benzina IT nel 2004. Tutto è partito da un rimprovero dei miei, avevo fatto il pieno nella pompa più cara, gestiamo il sistema in due, una compagnia petrolifera ci voleva assumere, ho detto no, quindi tantissimi utenti in questa nuova app per capire dove si paga di meno la benzina. E rincari del carburante e delle materie prime, pesanti i riflessi per la categoria degli agenti di commercio che parlano di una situazione drammatica e lanciano un appello alla politica. Ci sono categorie economiche che più di altre stanno oggi pagando caro il costo dei rincari del carburante e delle materie prime. Sono gli agenti di commercio, professionisti che fanno da ponte tra il mondo produttivo e il mercato, macinando ogni giorno centinaia di chilometri sulle strade di tutto il paese. Per loro la mobilità non è più una spesa ma uno strumento di lavoro. E allora è facile capire la prima ricaduta immediata che gli aumenti hanno sulla loro attività. I conti sono presto fatti andando ad una pompa di benzina. Solo in queste 2 settimane di aumento dei carburanti noi avremo un costo stimato, un aumento di costo di circa 2.000 euro netti all'anno. Quindi è chiaro che si aggiunge oltretutto a tutta una serie di rincari che in questo momento proseguono senza sosta, dai pedaggi autostradali fino alle spese di manutenzione dell'auto. Se si considera che per un agente di commercio il costo del carburante incide per il 60% sulla sua attività, è chiaro cosa questo significhi nel bilancio di fine mese. C'è poi una seconda ricaduta che riguarda il costo dei prodotti e i rapporti con i clienti. Una direzione a livello di consegne dei prodotti che arrivano soprattutto dal Far East, quindi penso alla componentistica, semilavorati, materie prime. Un altro problema riguarda l'aumento dei costi energetici che le nostre aziende manifatturiere stanno sopportando. Il terzo problema è quello di andare a rinegoziare con i clienti molto spesso delle condizioni, dei prezzi, delle condizioni di vendita che erano state concordate. Noi stiamo già vivendo sospensioni di ordini in attesa che la situazione migliori. Nel frattempo i clienti non comprano, aspettano il momento
più opportuno, e questo chiaramente si ripercuote sulla nostra attività. Il rischio è che le ripercussioni non siano limitate alla sola categoria. Attenzione, perché se aumenta tutto e non si riescono, si hanno difficoltà a vendere prodotti, si rischia di mettere in crisi un sistema che poi incide sull'economia complessiva. Dagli agenti di commercio la richiesta di un monitoraggio costante sull'andamento dei prezzi del carburante per contrastare eventuali speculazioni. Poi un appello alla politica. Se non vengono considerati come altre categorie, non dimentichiamo che gli autotrasportatori, per esempio, hanno delle agevolazioni sul credito d'imposta, ce l'hanno i tassisti, non ce l'hanno gli agenti di commercio, e questo secondo noi è un problema molto molto grave, di cui secondo noi lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità. La manifestazione che si è svolta a Roma con migliaia di persone, che a un certo punto ha visto bruciare le foto della Premier Meloni e del ministro Nordio di Donald Trump, e ci sarebbero due padovani coinvolti in questa vicenda. Andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin con Cristian Rocca e Allende. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore. Sì, a Padova due ragazzi sarebbero stati identificati nel corso della manifestazione avvenuta sabato scorso a Roma contro il referendum e per il no al referendum e contro la guerra. Due padovani sarebbero stati identificati dopo che sono state bruciate le foto della Premier Meloni. E qui con me ci sono i rappresentanti del CAU, di Potere al Popolo, e dell'Unione Sindacati di Base, che erano presenti alla manifestazione. Prima di parlare con loro, il servizio di quello che è avvenuto sabato a Roma e poi le loro reazioni. Due giovanissimi padovani sono stati identificati dalla Digos di Roma, ritenuti responsabili di aver dato alle fiamme una gigantografia della Premier Giorgia Meloni, del ministro Carlo Nordio e una di Donald Trump durante la grande manifestazione nazionale di sabato a Roma per il no al referendum sulla giustizia e contro la guerra. Insieme ai due padovani, un ragazzo e una ragazza, anche un terzo manifestante di Napoli è stato identificato dalla polizia. Tutti e tre fanno parte del collettivo universitario autogestito CAU, che ha sedi a Torino, Napoli e Padova appunto. Sui social il gruppo di Potere al Popolo replica: oggi sembra che il problema principale per le forze politiche italiane sia un pezzo di carta bruciato durante il nostro corteo a Roma. Sempre ieri Israele in Libano ha ammazzato 12 tra medici e paramedici e a Gaza ha fatto oltre 72.000 vittime accertate. Per i tre identificati in queste ore potrebbe scattare la denuncia, mentre proseguono le indagini della polizia per identificare anche gli altri responsabili attraverso l'analisi delle immagini. Collettivo auto-organizzato universitario, ieri sabato in piazza due ragazzi sono stati identificati. Esatto, e vorrei commentare questa notizia partendo appunto dal fatto che questa azione, questo clamore mediatico che è stato scatenato dal governo è quello che ha permesso a questa piazza, una piazza di 20.000 persone, una piazza contro il referendum, contro il governo Meloni, contro le sue politiche di guerra, di uscire e di trovare spazio mediatico. Ci dispiace che questo sia arrivato al costo di identificazioni, di denunce che comunque non sono ancora arrivate. Ci dimostra come il governo abbia paura di un pezzo di carta, perché quello che abbiamo fatto è stato bruciare un pezzo di carta. Il governo in questo periodo ha paura di perdere il referendum, ha paura di fronte all'opposizione reale che sta crescendo e decide di aggrapparsi a qualunque cosa, creare un caso mediatico e fomentare il clima di repressione che abbiamo visto anche col decreto sicurezza. Grazie. Luca Lennaro di Potere al Popolo, insomma vi aspettavate tutto questo risalto mediatico per un'azione che è stata definita violenta? Ma è un gesto simbolico che testimonia quanto sia alla frutta questo governo, che si attacca a qualsiasi cosa pur di provare a screditare le ragioni del no. Però in realtà il popolo italiano sa perfettamente che andando a bocciare questa riforma costituzionale va a bocciare un progetto di torsione autoritaria che andrà direttamente anche a portarci in guerra, perché è un tentativo di controllare da parte della politica la magistratura ed è un tentativo quindi di andare verso l'Ungheria di Orban, verso un mondo, una società in cui l'opposizione sociale non è possibile e i diritti vengono calpestati. Contro questo eravamo in piazza e contro questo abbiamo fatto un gesto simbolico, che è l'unico modo per avere visibilità in questo paese ormai. Ecco, anche l'Unione Sindacato di Base era... Allora, no, come Unione Sindacale di Base
Prima di tutto stiamo discutendo una non notizia, cioè stiamo discutendo di una velina della Questura di Roma che parla di cose che non sono mai avvenute, non ci sono neanche ancora le denunce, non c'è niente. La notizia vera è che c'erano 20.000 persone che andavano, che hanno espresso il loro no alla guerra, no al governo Meloni e no al referendum. Le notizie vere sono altre, per esempio è stata condannata l'Italia per la legge antisciopero, per la legge 146 dal Tribunale europeo, ma questa non è una notizia. E invece si monta una campagna su cosa? Sul fatto che qualcuno brucia una foto. Questo è Renzi che brucia la foto di Khamenei ed è, nei fatti si è dimostrata, non solo un oltraggio a una guida spirituale di 200 milioni di persone, ma di fatto nella storia è stata un'istigazione ad omicidio avvenuto poi per mano degli amici di Renzi e della Meloni. Questi appunto i commenti dopo la manifestazione di Roma, la linea può tornare allo studio. Grazie molte Valentina Visentini, a Cristian Roque Allende. Torniamo sugli incidenti stradali perché c'è un punto a San Donà di Piave dove allo stesso incrocio in 2 anni si sono verificati 10 incidenti. Andiamo in diretta da Filippo Fois. Te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta e buongiorno a Romina Ceccato dell'associazione Alba Luci sulla Buona Strada che si occupa proprio di monitorare la sicurezza stradale sulle nostre strade e impegnata in questa attività da anni. Tra l'altro tra poco parleremo anche di un incontro al Ministero che avrà proprio sul punto in cui ci troviamo. C'è da dire una cosa, direttore, noi abbiamo scritto per comodità San Donà di Piave, in realtà ci troviamo veramente in una zona di confine in cui è difficile capire in questo momento dove stiamo poggiando i piedi sia io che Romina Ceccato, nel senso che qui si incrociano non solo la statale 55 con la statale 56 e questo è appunto il luogo in cui sono avvenuti 10 incidenti in 2 anni, ma si incrociano anche la provincia di Treviso con quella di Venezia, i comuni di San Donà di Piave, di Salgareda e di Ponte di Piave, tutti in questo piccolo tratto al centro delle polemiche perché è arrivato anche l'esposto in procura. È così pericoloso questo tratto di strada? Che idea si è fatta lei, Ceccato? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno al direttore. Sì, sono convinta che questo tratto di strada è pericoloso. Primo perché stiamo parlando di un canale e voi sapete che quando si parla di un canale e di altre cose per me è una cosa toccante. Va messo in sicurezza. Diciamo ai telespettatori che lei ha perso un figlio. Sì, io ho perso mio figlio insieme ai suoi 4 amici, speronati da uno alterato dentro un canale lasciati annegare. Io sono convinta che le cose non vanno tamponate ma vanno messe in sicurezza. Noi adesso eravamo al telefono e lo può confermare anche il giornalista, eravamo al telefono con il vice sindaco Silvia Susanna della città metropolitana, la quale logicamente io non sono un tecnico e non posso giudicare se questo è a posto o non è a posto, però lei stessa ci ha assicurato, ma io sono sempre in contatto con lei, che stanno monitorando tutti i giorni questa situazione. Io sono d'accordo, come dicevamo prima, di mettere un guardarai fisso, di sistemare delle cose, però bisogna essere anche onesti e qui il giornalista lo può testimoniare. La velocità, manca l'educazione, il rispetto di limitare quello che prevede la strada. Se la strada ti prevede i 50, posso capire puoi andare a 60, ma non puoi andare a 80. Allora l'educazione stradale penso che sia la prima cosa che dovremmo mettere in campo. Allora, qui abbiamo visto in effetti che si corre parecchio, diciamo che il limite di 50, come capita spesso, insomma non viene rispettato. Le cose che sono presenti in questo esposto in procura è per esempio l'assenza di un guardrail qui proprio su questo canale di scolo, per cui in caso di incidente si finisce immediatamente in fosso. Poi proprio nell'incrocio che adesso sta per farvi vedere Sandro Ponchio c'è la presenza di questa rete di cantiere, io non so bene che cantiere sia perché non è che vediamo operai al lavoro, non vediamo niente, per chi sta arrivando quindi da San Donà di Piave non si vede se qualcuno magari non proprio a 50 all'ora sta per sfrecciare e incrociarci. Lei adesso tra poco andrà anche a Roma al Ministero dei Trasporti? Sì, allora io sono già stata in Parlamento.
C'è una cosa bellissima che adesso mi farò portavoce e sto mandando i messaggi a tutte le associazioni, dove innanzitutto non voglio esprimermi con i nomi, però la giornata del 18 novembre è già sicura che saranno aperte le porte a tutte le associazioni, e per me Cosa succede il 18 novembre? Per chi non lo sa. Il 18 novembre è la giornata delle vittime sulla strada ed è la prima volta che le associazioni verranno ascoltate, e qui forse, ma ci sarà una sorpresa, ad aprile apriranno ancora le porte di nuovo alle associazioni. Quindi io dico, proviamo noi associazioni a provare a dare un messaggio. Poi se logicamente i nostri ministri o presidenti o chi di tot di dovere non ci ascolta, loro sono d'accordo, sono io la prima, poi non possiamo dire però che non ci hanno aperto le porte e che non ci hanno ascoltato. Io penso che qui il problema sia anche il fattore economico, cioè mancano i soldi. I soldi, i nostri mancano soldi. Io non so se lei vuole dire dove sono finiti quei soldi lì, però... No, io lo dico, cioè attenzione, allora spieghiamo benissimo, io non ce l'ho con nessuno, però i nostri soldi, chiedo di nuovo al ministro Salvini, quei soldi sono stati messi sul ponte di Messina, abbiamo capito che c'è stato delle problematiche nella Corte dei Conti, quindi siamo bloccati, non possono essere più toccati. E in quel momento magari qua non potevano servire questi soldi? E qui lascio un punto di domanda e lascio a chi è di competenza darmi una risposta. E noi vi lasciamo anche con altre domande proprio su questo incrocio, che in realtà non sembrerebbe così pericoloso da aver generato 10 incidenti in 2 anni, per cui è la strada che è killer oppure il comportamento di chi si trova al volante, e Romina Ceccato già ci ha dato una prima risposta. È vero, c'è bisogno magari di rimettere a posto le strade, lo vediamo come siamo, c'è bisogno però anche di più educazione stradale. Io direi che abbiamo trovato la quadratura del cerchio, l'unica cosa che non sappiamo è dove siamo, adesso mi permetto di sdrammatizzare, non sappiamo in quale territorio comunale siamo tra San Donà, Salgareda e Ponte di Piave, e da qui vi restituiamo la linea a te, direttore. Grazie a Filippo Fossi, a Sandro Ponchio per la parte tecnica, a Romina Ceccato da sempre impegnata per cercare di far fronte all'aumento continuo di incidenti stradali. E 30 anni fa la tragedia alla Butangas di Paese, che costò la vita a 2 persone e il ferimento di altre 13. Questa mattina c'è stata una cerimonia di commemorazione. Questa mattina mancava 10 alle 8, ho ricordato la prima esplosione. Impossibile dimenticarlo. Per noi altri familiari i 30 anni come che mi fosse passati. Quel giorno rimane sempre dentro. Sono momenti difficili da spiegare. Per Gianfranco Agnoletto e Graziella Cremonese questi ultimi 30 anni è come se non fossero mai passati. Le voci, i suoni, le immagini di quella drammatica mattina del 15 marzo 1996 sono impresse nella loro memoria. Loro che quel giorno persero i mariti, uccisi nella tragedia della Butangas di Paese. Una valvola difettosa, lo scarico della cisterna, una prima esplosione seguita un'ora più tardi da una seconda. Gottardo Parisotto, 40 anni, custode del deposito, e Claudio Mardegana, 39 anni, addetto alla delicata operazione di svuotamento, persero la vita. Nella tragedia rimasero ferite anche 13 persone, tra cui 11 vigili del fuoco del comando di Treviso. Parisotto capì subito dell'imminente tragedia, avvertendo la moglie di mettersi in salvo con i 2 figli. Il maggiore era già a scuola. Mio marito è venuto di sopra, ci ha fatti uscire e il tono della voce me lo ricordo dopo, specialmente, che era un po' disperato. L'auto della famiglia spinta fuori perché metterla in moto sarebbe significato far esplodere tutto. Sono partita con la macchina, abbiamo attraversato la Castellana per prendere il sentiero del cimitero e mio figlio Alex si gira e mi dice: mamma, è scoppiato. E io mi giro e vedo questa cosa indescrivibile, e in quel momento mi fermo e dico: ma come è scoppiato? Non capisco, perché praticamente abbiamo fatto in tempo a uscire, ad attraversare la strada, e in quell'attimo tutto è partito. E quindi possiamo dire che vi ha salvato? Sì, oltre
a tutto il resto di paese, perché bisogna dire che hanno fatto tutto quello che dovevano fare in quel momento. La moglie di Claudio Mardegan, sentita l'esplosione, si precipitò al deposito. Sono corsa con bici, sono corsa a Veda e purtroppo non mi gassa a passare. Andrea Mardegan all'epoca aveva 18 anni, vide la colonna di fumo dall'aula dell'Istituto Giorgi a Treviso. Dopo un'oretta così ha cominciato a girare la voce che era successa un'esplosione a paese. Il pensiero è andato subito? Sì, perché non poteva essere solo lì, non poteva essere nessun'altra parte un'esplosione così grande. Le vite di tutti loro stravolte all'improvviso. Non mi rendevo conto. Pensavo di tornare a casa. Il tempestivo intervento di Parisotto e Mardegan, il lavoro dei vigili del fuoco evitarono che la tragedia, vista la vicinanza alla zona abitata e la linea ferroviaria, avesse conseguenze ancora più drammatiche. A 30 anni di distanza Paese ha voluto ricordare quanto avvenuto con una celebrazione iniziata con la deposizione di un mazzo di fiori sulle tombe delle vittime. Una tragedia che ha spezzato sogni, interrotto esistenze, lasciato ferite profonde che il tempo non potrà cancellare. Oggi siamo qui per onorare le vittime, il messaggio della sindaca Katia Uberti. Che con coraggio e generosità si prodigarono, mettendo a repentaglio la propria vita per limitare il più possibile i danni alle persone e per impedire che l'incidente avesse ben più gravi conseguenze. La cerimonia si è poi spostata in chiesa con la Santa Messa. È un anniversario che ci ricorda l'importanza dell'aiuto, del sostegno reciproco, i momenti di dolore e anche della responsabilità. Continuare a lavorare e vedere la sicurezza di tutti. Di quanto accaduto 30 anni fa restano molti insegnamenti, uno su tutti nelle parole della vedova Mardegan. Il ricordo più bello che potrei essere per loro è portarlo alle generazioni future, il ricordo di quello che è successo, abbinando alla sicurezza sul lavoro, perché loro sarà qui del lavoro futuro. Servizio di Francesca Bozza. Un 47enne di Cortina è stato denunciato dalla polizia per aver spruzzato spray al peperoncino all'interno del centro commerciale La Cooperativa in Corso Italia, scatenando momenti di panico quando alcuni clienti hanno accusato bruciore alla gola, segno di una possibile contaminazione dell'aria. Sul posto i vigili del fuoco di Cortina d'Ampezzo sono stati effettuati monitoraggi ambientali mediante strumentazioni specifiche, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza interno con la Polizia di Stato. Proprio le immagini hanno consentito di individuare l'autore del gesto, che fortunatamente non ha avuto conseguenze pesanti. La sostanza infatti si è dispersa rapidamente nell'aria senza causare intossicazioni. Il caso Russia alla Biennale, sempre più braccio di ferro nel governo. Matteo Salvini torna a criticare il ministro della Cultura Giuli sulle sue posizioni contro Pietrangelo Buttafuoco. Per me e per la Lega la libertà di pensiero e di parola, soprattutto in ambito culturale e artistico, sono da difendere sempre, ha detto Salvini. È sbagliato creare problemi a una realtà straordinaria per Venezia, il Veneto e l'Italia, come la Biennale, apprezzata in tutto il mondo, da sempre autonoma, ha detto ancora Salvini, nel rispetto delle leggi e delle culture di tutti i popoli. E proprio su questo c'è un braccio di ferro che continua tra il ministro Giuli e Matteo Salvini, ma in particolare con Pietrangelo Buttafuoco, che è il presidente della Biennale di Venezia. Vediamo. Ci sarà o non ci sarà il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli giovedì a Venezia ai giardini della Biennale per la presentazione dei lavori di restauro ultimati al padiglione centrale? Attorno a questo interrogativo più che mai attuale in queste ore si riuscirà a capire anche quanto lo strappo tra il Ministero dei Beni Culturali e il Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco circa la presenza della Russia alla prossima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia sia effettivamente ricucibile. Attualmente l'appuntamento è confermato, ma la presenza del ministro, data in forte dubbio, in queste ore si sta muovendo come grande pacificatore il senatore veneziano Raffaele Speranzon, profondo estimatore, sostenitore ed amico di entrambi. La presenza del ministro è stata annunciata dallo stesso Buttafuoco alla conferenza stampa del Padiglione Italia, quando Giulia aveva nettamente espresso in un video il suo dissenso alla partecipazione russa.
L'arte è, dal nostro punto di vista, una delle migliori espressioni dell'identità plurale di un popolo, ed è libera quando è libero il governo che la mette in condizione di esprimersi. L'Italia appartiene al mondo libero ed è felice di valorizzare qualsiasi forma artistica, anche l'arte dissidente. Non si può dire lo stesso delle autocrazie che all'interno della Biennale di Venezia sono titolari di padiglioni come quello della Federazione Russa, che verrà aperto, contrariamente all'opinione del governo italiano che rappresento, per la libera, autonoma scelta della Biennale di Venezia, che siamo tenuti a rispettare. Ne prendo atto. Tra le voci della cultura veneziana, ecco quella di Scardi dei Pittura Fresca. Dovrebbero partecipare tutti anche in caso di conflitti, anche perché molto probabilmente lo sport e la cultura possono risolvere i conflitti, e quindi chiudere le porte del tutto io lo considero sbagliato. Chiaramente se uno fa propaganda di regime non lo accetto. Nel frattempo il Ministero non molla la presa e ha chiesto alla Biennale di ricevere tutta la documentazione riguardo la presenza del padiglione russo alla Biennale. La Russia è proprietaria del padiglione dal 1914. Qualcuno ha ipotizzato anche l'invio di ispettori, che però non è ancora stato confermato. Tutto il Veneto si schiera però con Buttafuoco e la Biennale per la sua autonomia, mentre il capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini, ha chiesto al ministro Giuli di riferire in Parlamento sul caso. Si vuole lasciare fuori la Russia dalla Biennale, ma non c'è niente da fare contro i ladri. A Tezze sul Brenta ormai è una situazione quasi paradossale, continuano i colpi nonostante la mobilitazione dei cittadini, delle forze dell'ordine. Ieri sera ladri sono stati messi in fuga da un vicino che ha sventato il colpo, ma molte altre intrusioni sono andate a segno. Ci racconta tutto Vanessa Banzato con la parte tecnica di Renzo Rigon. A te Vanessa. Ladri scatenati a Tezze sul Brenta, l'ultimo episodio in ordine cronologico è stato sventato in Via Sole a Belvedere di Tezze proprio grazie all'intervento di un vicino che ha allertato, ha sentito dei rumori che provenivano dal basculante dell'abitazione accanto e ha subito allertato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati, in effetti hanno trovato 3 persone che cercavano di entrare in un'abitazione, sono state bloccate e fermate proprio dai militari, sono scappate e hanno abbandonato un'auto che poi è risultata tra l'altro essere stata rubata. Con me il sindaco di Tezze, Luigi Pellanda. Perché? Perché sindaco, da una parte cresce la preoccupazione di fronte a questi episodi che pare non vogliono davvero cessare. Dall'altra c'è un'intensificazione di controlli, a cominciare proprio dei controlli di vicinato che diventano fondamentali, come è stato anche in quest'ultimo caso. Sì, allora è partito formalmente a Tezze sul Brenta, nel quartiere Concordia. È stato di recente sottoscritto l'accordo protocollo d'intesa con la prefettura e quindi formalmente in questo territorio è partito il controllo di vicinato, proprio per ampliare gli spazi, no? Anche nelle altre frazioni. Abbiamo organizzato giusto per questa sera un incontro a Belvedere per informare la popolazione, per far capire loro di che cosa si tratta, quali sarebbero i compiti a cui sono chiamati e per capire se c'è la disponibilità da parte delle persone che vi abitano in questi quartieri di poterlo istituire anche in questa frazione. Ai primi di aprile faremo un altro incontro che è già programmato a Campagnari, perché anche lì un mese fa circa si sono verificati molti furti con la presenza anche delle forze dell'ordine, ma questi qua che hanno fatto i furti non è che si sono spaventati, anzi andavano in giro da una casa all'altra nonostante la presenza di più auto delle forze dell'ordine.
cresce la preoccupazione, mai come quest'anno, l'abbiamo ripetuto anche con lei in diverse occasioni, mai come quest'anno si sono verificati proprio furti in abitazione, colpi in abitazione, questo accanimento dei ladri nei confronti delle case. Sì, il periodo dei furti normalmente arrivava a fine novembre, dicembre e poi cessava, no? E quest'anno invece continuano imperterriti, continuano a manifestarsi questi atti, questi furti insomma nelle abitazioni, ed è una cosa che fa molto preoccupare. I carabinieri mi assicurano la loro presenza, in effetti sono intervenuti subito anche in questi giorni lì a Belvedere, erano lì presenti, però non hanno sortito effetti, nel senso che non hanno trovato i colpevoli. Sindaco, vogliamo precisare però quali sono i limiti entro cui possono muoversi le persone che accettano di partecipare a tutta questa questione legata al controllo di vicinato? Sì, è una domanda importante la sua, perché le persone che vengono chiamate a questo servizio non si devono assolutamente sostituire alle forze dell'ordine, ma devono essere gli occhi vigili del territorio per segnalare al loro referente, alle forze dell'ordine e alla polizia locale se ci sono delle situazioni sospette. Questo è l'unico compito, non si devono assolutamente sostituire alle forze dell'ordine che fanno e devono fare il loro lavoro. Grazie a Vanessa Banzatto da Bassano, da Tezze sul Brenta. Vediamo adesso le modifiche alla viabilità per la popolarissima a Treviso e le nuove aree del centro in cui è scattata la tariffa domenicale pomeridiana dei parcheggi, una combinazione che ha creato non pochi malumori tra residenti ed esercenti. Francesca Bozza. La giornata nuvolosa con la pioggia che si è alternata a qualche spiraglio di sole ha spinto molti trevigiani a rinunciare alla tradizionale passeggiata in centro a Treviso, in una domenica dove tra la corsa ciclistica della Popolarissima e le nuove zone interessate dalle tariffe domenicali pomeridiane dei parcheggi qualche problema alla vigilia si temeva potesse esserci. Da un lato modifiche alla viabilità con traffico mai completamente bloccato lungo il percorso dei ciclisti, ma interdetto solo al passaggio della carovana. Divieto di sosta poi in un centinaio di stalli blu per consentire lo svolgimento della competizione, non senza qualche malumore tra i residenti. Qui siamo in Borgo Cavalli. Ci ha fatto portare via le macchine ieri sera perché adesso onestamente non ci sarebbe stato nessun motivo di non poter parcheggiare e spostare le macchine con comodità stamattina. Abbiamo dovuto portarle via ieri sera e già il problema dei parcheggi qui è un problema enorme. E il giorno della Popolarissima deve fare i conti anche con l'introduzione in nuove aree del centro che si vanno ad aggiungere a quelle di una settimana fa, in cui vengono applicate le tariffe domenicali dei parcheggi a pagamento in orario pomeridiano dalle 14:30 alle 20. Una decisione che poco convince alcuni esercenti del centro. Una coppia che fa una passeggiata la domenica pomeriggio spende 5-6 euro e ci pensa due volte, magari va in un centro commerciale piuttosto che venire in centro a Treviso. Mi sembra una cosa non positiva, insomma. Noi non siamo sicuramente contenti di aver dovuto mettere queste tariffe, però teniamo conto che erano tantissimi anni che non si toccavano le tariffe a Treviso, tutto è aumentato, ripeto, non sono soldi che portiamo a casa noi, ma li ridistribuiamo in quello che è sociale, nell'aiutare le persone, nell'asfaltare le strade. Mentre ai residenti il vice sindaco dice: portiamo un po' di pazienza, essere il comune capoluogo e anche, ci dà anche l'onore di ospitare queste gare, quindi dobbiamo portare un po' di pazienza. Avete sentito il vice sindaco Manera. Abbiamo parlato prima delle modifiche alla viabilità in occasione della Popolarissima. Vediamo com'è andata questa grande giornata sportiva dedicata alle due ruote a Treviso. 5, 4, 3, 2, 1. Una pioggia arrivata in ritardo rispetto alle previsioni ha accompagnato la partenza della Popolarissima edizione 109, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo, con Treviso che ancora una volta si conferma terra delle due ruote. 155 atleti in gara lungo un percorso di quasi 175 km distribuiti in un circuito di 12 giri. Noi chiaramente col cuore siamo con l'Unione Ciclistica Trevigiani e ci auguriamo il miglior risultato. Abbiamo garantito il bel tempo, adesso dovrebbe anche smettere di piovere, quindi in bocca al lupo.
vedo tanti ragazzi giovani, sono dei dilettanti ma hanno un grande cuore e comunque sarà una bella corsa e soprattutto che si divertono. A tenere a battesimo questa 109esima, popolarissima anche Carla Pinarello. Per la sua famiglia questa corsa ha un significato importante. È legata al Memorial per mio papà, per cui lui è stato presidente, poi ha vinto la Popolarissima, e poi Trevigiani vuol dire Treviso, vuol dire l'attaccamento, l'appartenenza a questa nostra splendida città. È una gara importante. Sì, molto, è sempre stata molto importante vincere la Popolarissima, già partecipare, poi vincere e arrivare sul podio dà sempre un certo prestigio. Un percorso che ha alternato rettilini a curve insidiose e reso ancora più difficoltoso dall'asfalto viscido a causa della pioggia caduta prima della partenza. L'arrivo in volata ha visto tagliare per primo il traguardo a Davide Persico, che ha bissato così successo conquistato nel 2023. Una notizia pubblicata dalla Nuova Venezia: Bebevio, l'annuncio in TV, lascio la scherma e passo all'atletica. La campionessa paralimpica, a che tempo che fa, ha rivelato di dover lasciare il fioretto per problemi fisici e di puntare ora all'atletica, e ha detto: penso di fare i 100 metri. Grandissima Bebevio. Vediamo la manifestazione Eraclea contro il progetto di quello che dovrebbe diventare il più grande parco agrivoltaico d'Italia a Torre di Fine. Il parco agrivoltaico occuperebbe 165 ettari di suolo agricolo con 118.000 pannelli alti 4 metri. No al più grande parco agrivoltaico d'Italia in comune di Eraclea. Dovrebbe sorgere su 165 ettari di suolo agricolo, pari a 230 campi da calcio, e cingere d'assedio l'abitato di Torre di Fine con 118.000 pannelli alti 4 metri. Pannelli che, sostiene il Comitato No Agrivoltaico, secondo gli studi più recenti porterebbero anche ad un aumento medio delle temperature di 4 gradi. Contemporaneamente, peraltro, informa sempre il Comitato, è in progetto un altro parco ancora più grande, 220 ettari in località Boccafosse a Torre di Mosto. L'appello è soprattutto alla Regione. È un progetto di enormi dimensioni, è un progetto assolutamente incompatibile con il nostro territorio, è un progetto che va assolutamente ritirato o spostato da un'altra parte. Certamente non può essere un progetto che viene applicato qui a poche decine di metri dalle abitazioni, dal centro abitato di Torre di Fine. I manifestanti che hanno percorso i luoghi interessati dal progetto si dicono favorevoli alle energie rinnovabili e alla transizione energetica, ma non al costo enorme che pagherebbe un territorio naturalistico che ha una lunga storia di bonifica, agricoltura e sviluppo turistico costiero. Ma se proprio vogliono fare questo agrivoltaico avanzato, assolutamente può essere trovata un'altra area. Il proprietario e la società devono prendere atto che la società di Eraclea, il paese di Eraclea, le categorie economiche di Eraclea non vogliono assolutamente questo progetto. Ricoprirlo di pannelli, cabine elettriche, container e recinzioni metterebbe una pietra tombale su una delle poche opportunità di sviluppo, e c'è anche molta paura di una significativa diminuzione del valore immobiliare delle case. Servizio di Filippo Fois, andiamo in Città, state con noi perché avremo di nuovo ospite Massimo Colombano, un grande imprenditore al nord-est, per continuare a recensire il suo libro, che è un romanzo, la sua storia, la storia di un imprenditore e di un gruppo per Mastelisa che ha fondato e di cui è presidente onorario, che ha raggiunto traguardi straordinari in tutto il mondo. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus, mi fa un enorme piacere avere qui di nuovo ospite a Focus Massimo Colomban, che ha fondato per Mastelisa e che ne è presidente onorario e che ha scritto questo libro, una storia, un romanzo straordinario di un grande imprenditore che con innovazione e coraggio ha conquistato il mondo.
Grazie dottor Colombani, grazie molte. Io sono rimasto davvero anche sorpreso dal fatto, come a volte succede nel nord-est, i self-made men che partono dal nulla, no? Lei è partito da una famiglia non certo abbiente, che aveva vissuto i traumi della guerra, insomma, in particolare parliamo anche di due guerre. Lei racconta anche le testimonianze di suo padre, di sua madre. Lei non ha più i genitori, però è molto vivo il ricordo e davvero dà esempio per tutti quello che suo padre ha rappresentato per lei e i valori che le ha voluto trasmettere. Beh, credo sia importantissimo, al di là di educare i figli, la cosa più importante è teaching through example, educare attraverso l'esempio. Se tu fai una cosa e la fai nella giusta maniera, educhi automaticamente chi stanno intorno a te, non solo i figli ma anche i collaboratori, alla correttezza, quella che gli anglosassoni chiamano integrità morale, che è qualcosa di più diciamo, della correttezza. È un'integrità che non lascia spazio praticamente a doppie misure o doppie interpretazioni. Quindi, e questo è il primo esempio che io ho ricevuto in famiglia, una correttezza e integrità totale che ho cercato poi di trasmettere a tutti i collaboratori in azienda. Ecco, tra l'altro lei dice mio padre mi sorrideva sempre, io avevo per lui una venerazione. È successo una sola volta, no? Che ha avuto due ceffoni mi pare accompagnati da questa frase: ricordati che la differenza tra animali e uomini è la parola, no? Sì. Avevo mancato da giovane di parola e mi sono preso giustamente 2 ceffoni che sono stati un'educazione incredibile, perché poi questa frase l'ho usata quasi sempre, no? Cioè sulla parola si fonda poi la correttezza dei rapporti tra persone e dei rapporti anche all'interno di un'azienda. Quando si promette a un cliente di fare un'opera per una certa scadenza, e quella è già la parola: mantenere la scadenza, mantenere le promesse, non raccontare bugie, quindi non creare, diciamo, attese superiori a quello che si può fare. Questa è una cosa molto importante nel mondo soprattutto internazionale, nel mondo anglosassone. Non perdonano la bugia e non perdonano soprattutto se uno promette una cosa e poi non la fa. Ecco, è bellissima la scena della riunione di famiglia dove tentano di fermare un ventenne che vuole mettersi in proprio, no? E le dicono: ma hai un posto sicuro, una buona retribuzione, perché vai a rischiare mettendoti proprio? Lei invece insistette e così nacque la ISA, no? Sì. Dalla IALF, dove diciamo che dai 14 anni mio padre, io volevo continuare le scuole perché non è che non mi piacesse studiare, imparare di più eccetera, ma giustamente le famiglie a quel tempo non avevano la possibilità di mantenere i figli nelle scuole superiori o all'università, e per di più io avevo un fratello, 3 sorelle, e quello era il limite per tutti quanti. Dopo i 14 anni si va a lavorare e se uno vuole continuare, giustamente mio padre mi ha detto: ma guarda che ci sono le scuole serali, quindi lavori di giorno, poi dalle 8 di sera alle 11 di sera ci sono i corsi serali, ci sono le scuole serali, e così ho fatto. Quindi mi sono diplomato, sono riuscito a fare 2 anni di università, architettura mentre lavoravo. Poi a 23 anni mi sentivo abbastanza solido e professionale, avevo passato ormai 9 anni nello stesso mestiere, a mettermi proprio. E qui riunione di famiglia, quindi lasci un posto sicuro, che poi tanto sicuro non è stato, perché dopo 3-4 anni questa azienda dove lavoravo è fallita. Quindi nessun posto è veramente sicuro, ognuno deve crearsi la propria professionalità, non solo per potersi muovere in altre aziende, ma per poter soprattutto creare una propria attività, che è, credo, l'ambizione di molti nel nord-est. Quindi questa caratteristica di voler fare intraprendenza, di voler fare una propria impresa,
è un dato importantissimo, non si trova in Inghilterra, non si trova in altri stati, è molto più diffuso qui da noi, in Italia, ma anche soprattutto nel nord-est, e quindi questa è la linfa vitale per il futuro. Servono imprese, perché dall'impresa che parte l'occupazione, quindi si genera sviluppo, si genera ricchezza, che poi questa ricchezza lo Stato la tassa per quel che serve, e quindi va a creare il sostegno alle pensioni, alla socialità, i fondi per gli ospedali, eccetera, perché le tasse provengono da una ricchezza che bisogna prima produrre. Chi la produce? Imprenditori con i propri lavoratori. Questa è la macchina praticamente dello sviluppo sociale di uno Stato. Chi non coltiva questa macchina, questa intraprendenza, rischia di trovarsi con uno Stato, e di esempi ne abbiamo molti, che sono poveri, che sono disastrati, perché non viene coltivata l'intraprendenza. Ecco, in un paese tra l'altro dove davvero fare impresa è qualcosa di eroico, con tutti i laccioli, i lacci della burocrazia e i paletti tra le ruote, e la cultura anche dell'anti-impresa, no? Come si fa a diventare grandi? Peraltro lei ha avuto dei successi enormi all'estero anche, no? Soprattutto all'estero. Soprattutto all'estero. Diciamo, dopo 3-5 anni mi sono reso conto che operare all'estero nei mercati nordici dell'Europa, ma anche nei mercati internazionali, pagava di più. In Italia c'era sempre la battaglia sul prezzo, e quindi quando si fa la battaglia sul prezzo non si può creare un'azienda. Un'azienda va fatta su valori che sono innovazione, tecnologia e capacità di produrre praticamente in tempo e con qualità i palazzi che noi poi abbiamo prodotto. Quindi è stato giocoforza per poter crescere, diciamo, sviluppare una serie di aziende fuori dall'Italia. Quindi alla fine ne avevamo, quando ho lasciato l'azienda nel 2002, ne avevamo 40 in 28 stati di 4 continenti. Quindi è molto interessante, se posso dire una parola, per tutti i colleghi imprenditori che hanno prodotti che possono viaggiare oltre confine. È molto interessante espandere l'azienda fuori dai confini nazionali, perché molte volte si ottengono migliori risultati anche di profitto. Ecco, tra l'altro c'è racconto di sue missioni in paesi difficili come l'Iraq, quando era in guerra con l'Iran, cioè c'è racconto di un imprenditore che veramente rischia la vita in paesi così dove c'erano grandissime difficoltà per via della guerra. Oggi dal suo osservatorio come vede quanto sta accadendo, dottor Colombani? Cioè il fatto che siamo in una situazione davvero molto difficile dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele a Iran. Diciamo che i media normalmente creano una paura della guerra, giustamente in parte, perché quando cadono missili si vede che purtroppo qualcuno ci rimette anche la vita. Nel caso è stato un caso un po' molto fortuito. Noi operavamo già in diversi mercati medio orientali, e quindi l'Arabia Saudita, il Qatar, eccetera, Abu Dhabi, tanto per stare in tema, e ci arriva una commessa dall'Iraq, giusto una lettera di credito con una cifra sostanziosa per un progetto che avevamo quotato prima della guerra. La guerra era scoppiata, quindi sembrava che non si potesse andare a Baghdad. Poi in realtà un mio socio è andato per primo, un americano di origine italiana molto coraggioso, parte con l'aereo, mi chiama, mi dice: non ti preoccupare, guarda, non guardare la televisione, c'è il coprifuoco, qualche missile ci passa, ma vanno a bombardare i pozzi di petrolio, non bombardano la città. Da lì sono andato, e da lì poi è continuata tutta l'operatività in Iraq. Ci dicevano il governo che ci avevano messo nell'albo d'oro perché non eravamo scappati via come molte aziende. Abbiamo operato per 5 anni durante la guerra Iraq-Iran. Non era un ambiente facile, come non lo è oggi a Dubai o Abu Dhabi, che si vedono praticamente i missili cadere,
però fino ad oggi si è visto non ci sono stati morti perlomeno italiani, e così è stato durante la guerra in Iraq. Noi abbiamo operato per 5 anni, ma non solo noi, diverse aziende nel campo petrolifero operavano e non c'è stato mai un morto, quindi bisogna anche avere quella dose di coraggio e qualche volta anche un po' di pazzia, come diceva anche Steve Jobs, che bisogna essere un po' folli, inteso che bisogna essere geniali e folli nel vero senso della parola. Cioè bisogna avere coraggio per sviluppare le aziende, e quindi non mi sembra che la guerra di oggi fermi il mondo. Creerà dei problemi grossi nei costi energetici, ma credo che si risolverà, spero a breve. Allora, abbiamo visto delle immagini di strutture vestite, no? Rivestite da Permastelisa. Massimo Colombare è stato anche definito il sarto, no? di grandi strutture, no? Ne citiamo qualcuna, perché poi era in Australia, per esempio, no? Sì, l'Australia abbiamo ereditato perché abbiamo acquisito un'azienda che aveva fatto la Sydney Opera House. Poi noi abbiamo continuato, abbiamo fatto le 2 sedi del Parlamento, sia quella a Strasburgo che quella a Bruxelles, la sede della Commissione europea che vediamo sempre tutti i giorni per televisione, ma poi abbiamo fatto una serie di progetti che ci siamo innamorati e abbiamo faticato a farli, dal Guggenheim Museum di Bilbao al Disney Concert Hall di Los Angeles, che è un'altra opera quasi come la Sydney Opera House, alle torri più alte. Se pensiamo a Taipei, abbiamo fatto una torre di 508 metri che è passata sotto un terremoto di 7,4 Richter e non si è mossa nemmeno un vetro. Cioè i sistemi sono fatti e venivano fatti per assorbire terremoti fino al grado 9, quindi che sono quelli terribili che avvengono in Giappone, poco lontano. Quindi ci siamo orgogliosamente fatti, abbiamo fatto gli skylight, se possiamo chiamarli con questa parola in inglese, che sono i panorami di Hong Kong, di Shanghai, non solo di Sydney, Melbourne, ma in Europa diversi. Londra, il 30% della nuova Londra, i nuovi palazzi per uno che va a Londra sono stati fatti diciamo dalla Permastelisa. La Permastelisa veniva definita giustamente l'alta moda dell'architettura, poi ci siamo spostati dagli anni 93-96 in America e anche lì solo a New York abbiamo fatto una 40ina di torri, ma dalla sede della Apples, che è stato un progetto incredibile di 460 milioni di dollari americani, a tanti altri edifici in America. Ecco, volevo chiedere, Permastelisa è la fusione di Permasteel, che era un'azienda americana, e ISA, che era... Esattamente, nell'82 è stata una cosa un po' fortuita, ma come si dice, no? La fortuna accompagna i coraggiosi. Mi vengono a dire, io non ero mai stato in Australia, abbiamo visto che tu hai organizzato bene gli stabilimenti qui in Italia, nel nord Europa, in Medio Oriente, perché non vieni a ristrutturare una società che abbiamo a Sydney, che ha fatto la Sydney Opera House? Già questo fattore, una società che ha fatto la Sydney Opera House, per me era, e rimane un'opera architettonica e oltretutto patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità, la Sydney Opera House. E quindi mi hanno pagato il viaggio e tutto, sono andato giù, dopodiché ho visto che c'era una tecnologia, ma c'era un cattivo management, non c'era il coinvolgimento dei manager, quello che io ormai facevo in tutte le aziende che non erano in Italia. Cioè per poter guidare un'azienda devi avere almeno 2 soci per ogni società, coinvolti nel profitto. Questa è stata la formula che ha portato a 83 manager a diventare soci e quindi ai quali poi io ho dato un 20% di stock option, che sono qualcosa che si sono guadagnati nella loro opera, ma il 20% quando ho dovuto ritirarmi per motivi di salute l'ho regalato loro, e il brutto di questo è che dopo 3 anni se lo sono venduto.
Ecco, lì lo considero, si è un po' pentito di non avere inserito la clausola. Sì, diciamo che la formula che avevo individuato e che suggerirei a molte aziende, quando l'opera dei talenti nelle aziende sono determinanti e nel caso nostro sviluppare progetti lontano dall'Italia bisognava avere le persone locali che potessero sviluppare. Quindi abbiamo incentivato sempre più i migliori manager, i migliori talenti a diventare soci, e quindi quando hai 2 soci per ogni azienda, che sia questa a Sydney o sia da un'altra parte del mondo, hai comunque delle persone interessate a che l'azienda vada bene e che faccia soprattutto profitto, perché il profitto non è il diavolo, è l'essenza per poter far crescere un'impresa. Senza profitto c'è il fallimento, quindi non è che ci siano tante altre strade. Quando ho dovuto, con i troppi viaggi, avevo avuto dei scompensi di tachicardia piuttosto importanti, e il dottore mi ha detto: ci resti nell'aereo, cambi vita. Dopo 3 anni che mi seguiva, eccetera, mi dice: non c'è nient'altro, che tu non puoi continuare a viaggiare praticamente senza smaltire il jet lag. Questo il problema per chi viaggia tra continenti, è questo diverso fuso orario che si ripercuote proprio nella salute, nel sistema gran simpatico, per essere più precisi tecnicamente, è quello che controlla il cuore praticamente, quindi non è una cosa da scherzarci troppo. Quindi ho per prima cosa coinvolto 83 soci di queste 40 società, come dicevo 2 per ogni società, poi per invogliarli a fare quello che io avevo fatto in 30 anni, farlo diventare, perché l'azienda dopo 20 anni era già la prima al mondo e quando l'ho lasciata faceva 1 miliardo di giro d'affari con un utile che erano parecchie decine di milioni di utili annuo. Quindi ho regalato un 20% delle mie azioni a 83 manager sulla promessa verbale, ma mi fidavo, avendo fatto, diciamo, tutte queste opere per decine d'anni insieme, queste battaglie insieme nel mondo, mi sono fidato e non ho messo quello che si chiama il lock-up, che vuol dire: ti do le azioni, te le regalo, ma tu non le puoi vendere per 10 o 20 anni. Io non l'ho fatto perché mi fidavo che non avrebbero mai venduto azioni o l'azienda che produceva un utile consistente, che faceva poi, che continuava a vincere nel mercato. Era, diciamo, eravamo in Formula 1 e noi eravamo in testa già da 10-15 anni. Invece purtroppo, con mia grande amarezza, dopo 3 anni vengo a sapere che l'hanno vendute. Mi hanno subito tranquillizzato dicendo: non ti preoccupare che noi poi riacquisteremo le azioni appena queste andranno un po' giù, perché erano a un buon prezzo sul mercato, avevano sempre cresciuto, cosa che non hanno potuto fare perché chi l'ha comprato, una merchant bank, ha fatto un delisting, ha tolto la società dalla borsa e quindi è diventato impossibile, anche se avessero voluto, ricomprarsi le azioni. L'azienda poi è passata in mano ai giapponesi, adesso è in mano a un gruppo americano molto potente. Speriamo bene, come si dice, incrociamo le dita, e in realtà però il fatturato di 1 miliardo del 2002, quando io l'ho lasciata, dovrebbe essere oggi 2 miliardi, invece è un po' meno, abbastanza meno. Quindi l'azienda comunque rimane un'azienda prestigiosa, vuol dire che abbiamo coltivato bene. Non c'è dubbio. Dottor Colomanda, andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo e parliamo di nuovo di quanto si possa fare in un settore difficilissimo come quello dell'edilizia, delle costruzioni, in questo caso proprio all'inizio solo infissi, poi le facciate, poi queste meravigliose forme che hanno abbellito strutture in tutto il mondo. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Massimo Colomban, Dare forma alle meraviglie, il libro che racconta la sua storia, quella di un imprenditore che ha ottenuto dei successi straordinari con l'innovazione, il coraggio, la determinazione e anche la voglia di riscattare
io ho letto con molto interesse, credo che abbia mandato un messaggio importantissimo ai giovani, là dove dice quando a scuola da bambino mi dicevano taci tu che vieni dalla campagna, no? Lei poi con la campagna aveva non molto a che fare, nel senso che preferiva la meccanica. Era mio padre che faceva l'artigiano, il falegname e anche l'agricoltore, perché una volta i campi erano, secondo i nostri padri, i nostri nonni, erano indispensabili per non patire la fame, perché ci sono stati anni di carestia, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, e quindi loro avevano ancora sulla pelle questa necessità. Ma diciamo che no, io non vedo problemi, anzi bisognerebbe avere più coraggio, anche i giovani, non ha importanza da che livello parte, importante è la volontà e cercare di percepire, di capire e di studiare. Direi come sta avvenendo negli sportivi. Non è che dalla sera alla mattina uno va a sciare e poi diventa e prende la medaglia olimpica. Deve cominciare a sciare magari a 6 anni, magari a 8 anni già dedicarsi, non dico full time, ma intensamente, e dopo 10-15 anni di impegno esercitato con passione ed amore. Questo è importante, perché se tu lo fai con passione ed amore, come diceva Roosevelt, no? Nothing great was... Lui diceva una frase che nessuna cosa grande al mondo è mai stata creata senza passione ed entusiasmo insieme. Quindi bisogna avere le due cose, e quindi non ti pesa nei sacrifici nel lavoro che fai. Io mi ricordo che da giovane non guardavo certo l'orologio, lavoravo 8, 9, 10 ore in fabbrica come tecnico, ma poi studiavo la sera, frequentavo la scuola, sono riuscito anche a fare il chitarrista per 2 o 3 anni, quindi per dilettarmi. Ho letto che aveva comprato la prima chitarra a Pordenone, no? Sì, mio padre. Mi ricordo a 14 anni chiedo a mio padre, vorrei comprarmi una chitarra, mi dice guarda, no, anziché darti i soldi, io ti do 14 conigli, se tu li fai diventare grandi, ogni coniglio prendi 1000 lire e hai 14.000 lire. In realtà, finita il lavoro, andavo a casa e con la falce andavo a tagliare l'erba per darla ai conigli. Poi mio papà naturalmente mi ha visto che ero molto dedicato e allora mi faceva trovare l'erba già tagliata, quindi diventava più facile alimentare i conigli. Ma diciamo è un buon insegnamento che anziché chiedere i soldi, guarda che i soldi li puoi forse creare, e quindi è stato un buon indice di imprenditorialità giovanile. Fin dall'inizio. Senta, un'ultima cosa, come vede oggi il Veneto? Il Veneto è cambiato molto, è cambiato tutto il paese, la società, insomma, no? Rispetto a quello in cui lei ha iniziato a muovere i primi passi. Diciamo che fare impresa era un sogno per molti di noi giovani, 18, 20 anni, 25 anni. Molti si mettevano in proprio appena avevano imparato un po' il mestiere. C'era questa volontà perché si veniva anche da una povertà. Oggi questo bisogno di emergere, di avere successo nella vita, che sia lo sport, che sia l'intraprendenza, che sia anche se uno fa un lavoro all'interno di un'azienda, di diventare un manager di valore, un talento di valore all'interno dell'azienda, richiede una dedizione molto importante. Quello che si diceva un attimo fa, cioè passione ed amore, e logicamente usare buon senso, tanto buon senso, non dare nulla per scontato, cercare di imparare da tutti. Io andavo in fabbrica e l'ultimo operaio mi suggeriva qualcosa per migliorare il prodotto, lo ascoltavo attentamente, guai non praticamente ascoltare e cercare di mettere a frutto tutte le possibili intuizioni o innovazioni. Ma diciamo che i giovani oggi hanno un mondo a disposizione. Il web, uno può, con l'intelligenza artificiale, pensiamo gli sviluppi che si possono fare oggi, una ricerca per un prodotto o per una innovazione che si vuole applicare a un prodotto è molto facilitata. Certo che siamo connessi al mondo
e abbiamo una concorrenza che è globale, quindi è molto più, diciamo, dura, diciamo, la competizione. È un po' le Olimpiadi dell'impresa oggi, ma non vedo grandi problemi se non questa voglia di intraprendere, che la vedo un po' calare, e sono calati anche il numero di giovani. La denatilità è stato un trend terribile, e guai se non lo fermiamo o se non selezioniamo immigrati che hanno voglia di lavorare, non immigrati che vengono in Italia perché sono ammainati dal benessere che vedono per televisione, che molte volte non è così reale sul territorio, ma cercare di selezionare giovani che vogliono venire in Italia magari da paesi più poveri e che vogliono intraprendere. E io vedo che sto costruendo un teatro bellissimo in Castelbrando da 1000 metri quadri per convegni, per esposizioni, eccetera, e ho 20 subcontrattori, 20 imprese, diciamo, specializzate. Un terzo di queste sono imprese create da persone che sono venuti dall'Albania o dalla Serbia, quindi dai paesi qui prossimi, e che hanno fatto la loro impresa artigiana. E quindi c'è chi fa le pitture, c'è chi fa i gessi. Voglio dire che fortunatamente vedo un crescere di nuove imprese, in parte anche generate da questa immigrazione che ha voglia di lavorare. Quella che è terribile invece è l'immigrazione che va a fare i furti o a diffondere la droga. Quindi. Dottor Colombani, grazie molte. Davvero grazie a voi grazie, complimenti, a presto. Intanto vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Marcello Bano, Gian Antonio D'Arè, Stefano Dall'Agata, Arnaldo Pitton, Rosa Poloni, Nicolò Sterle e Antonella Tocchetto. È tutto, grazie, buona giornata, arrivederci.